Rieccoci nell'ultima parte, a Primus Inter Pares, con il sindaco di Padova Massimo Bitonci. Stavamo parlando di Piazzale Boschetti. Ovviamente la proposta, quello che sta venendo fuori da questa puntata è che anzi se ne è già parlato, però in quel piazzale verrà un parco pubblico con la cosa invece che ho saputo questa sera è questo collegamento che porterebbe da Piazzale Boschetti al Portello, con il Piovego che potrebbe avere di bed and breakfast, con i due palazzi che verrebbero con ristoranti, uffici, insomma una cosa straordinaria in quel punto della città che è poi in pieno centro, insomma, poi collegato con gli Scrovegni, insomma una cosa interessantissima. Ma è un punto sensibile della città che era rimasto abbandonato a parcheggio, su cui vogliamo incidere in maniera seria. Ma per chi sta ascoltando e sta guardando la trasmissione, diciamo che questo non è solamente un'ipotesi, questo è un'opera finanziata con progetto esecutivo e incarico già dato, quindi non è una cosa che può essere bloccata da nessuno, nel senso che va avanti e va avanti con le linee che vi ho riportato questa sera, cioè sono le cose che ho detto al progettista. L'unica cosa che non ho detto è che anche su via Morgagni abbiamo un altro incarico che abbiamo già dato, esecutivo di sistemazione che è di via Morgagni, che porta poi all'ospedale. Certo. E abbiamo messo in collegamento il progettista anche di via Morgagni perché vogliamo che il collegamento sia unico. Stiamo valutando anche e questa capisco che è una cosa forte e che provocherà discussioni in città, però a me piace anche insomma, lanciare delle provocazioni per vedere la risposta della città che deve essere molto importante e io mi baso sempre anche su quello che mi dice la gente. Qualcuno dice Bitonci va sempre dritto con la sua testa, ma in realtà io ascolto sempre perché nessuno ha la verità assoluta in tasca e quindi quando ascolto le cose dopo modifico... Diciamo che sei un sindaco determinato. Determinato, ma poi ascolto, se ci sono dei problemi cerco di affrontarli, ecco. Noi vogliamo pedonalizzare via Trieste, questa è una cosa che dico stasera, forse nessuno l'aveva mai detto, noi vogliamo pedonalizzare anche via Trieste, perché? Perché attraverso quello che sarà, io spero che il giudice dia definitivamente questa assegnazione su questo progetto PP1 che è rimasto fermo per tanti anni, perché attraverso la pedonalizzazione via Trieste creiamo un percorso eccezionale, naturale verso la stazione. Ma pensate ai ragazzi che escono tutte le mattine dalla stazione, che percorrono tutta l'area del PP1 dove noi là indicheremo un viale. Chi prenderà in piedi quel progetto, abbiamo già detto, tutti quelli che sono del sindaco che noi vogliamo un viale pedonale, va bene, e ciclabile, dove i ragazzi dalla stazione percorrono tutto questo viale, passano attraverso il via Trieste pedonalizzata e vanno all'università e vanno in centro a Padova attraverso un percorso verde, tutto protetto. Oppure il Portello dove ci sono le residenze, gli istituti. Bisognerà mettere molte telecamere perché poi i giardini sono zone un Mettiamo illuminazione, telecamere, sicurezza, questo sicuramente. Ma provate a pensare a tutta quella zona della città, dalla stazione, i ragazzi che arrivano fino in centro all'università e al Portello in un percorso, perché tanto i ragazzi arrivano a piedi o in bicicletta. Una delle cose che mi viene da chiedere a Massimo Bitonci. E sono migliaia, 65.000 studenti che... Con questa amministrazione bisogna essere riconoscenti perché sta cercando di davvero fare qualcosa, far più di qualcosa. E l'unica cosa che così da cronista che mi viene da dire è fra quanto lo vedremo, perché la cosa poi, la burocrazia, tutto le belle arti, tutto quello che succede nelle varie ipotesi o nelle varie zone di Padova, c'è sempre qualche piccolo problema. Io attendo il progetto, cioè la prima bozza di progetto a settimane. Io penso che nel giro di 3 mesi dovremo avere il progetto definitivo, poi esecutivo. Io penso che riusciremo a fare la gara entro la fine dell'anno e quindi vuol dire che il prossimo anno potrebbero partire i lavori per il nuovo Boschetti, per il nuovo parco Boschetti. Dopo penseremo anche all'intitolazione,
e così, perché secondo me la città ha bisogno anche di... I padovani hanno sempre avuto timore, il fagiolo si parlava, poi non è mai stato fatto, l'ospedale nuovo, 20 anni e non è mai stato fatto, tutte queste cose che poi si dicono, poi per ovvi motivi politici, burocratici, poi non vengono mai fatto, il cittadino dice tutto bello quello che si dice, ma quando è che vedremo questi sono i la tempi, e praticità quindi io lo dico e verificheremo, e datemi un pizzicotto se non sarà così. Il prossimo anno cominceranno i lavori della piazzale Boschetti, e questa è già sarà una bella, pietra anche questa questa miliare mi per la città. affascina Bitonci da cittadino padovano, oltre che da giornalista, mi affascina il fatto di piazzale Boschetti collegato al portello e poi anche ma quando io ho visto il progetto, cioè, mi sono subito innamorato di questa ipotesi, nel senso che io ho guardato gli 80 progetti degli studi dei giovani architetti e così, ed è stata quella un'ottima idea, perché da quello hai colto 80 sensibilità diverse che hanno lanciato delle idee, certo, certe volte delle idee anche irrealizzabili, ma quando ho visto questo viale illuminato che collegava il piazzale Boschetti direttamente al portello, con tutta questa sistemazione fluviale, con la possibilità di mettere dei bar e dei bed and breakfast sul modello olandese, certo, sul modello danese olandese, ma sinceramente come puoi essere contrario su una cosa di questo tipo? Cioè, solo favorevoli, perché veramente si guarda verso anche Padova è una città d'acqua, però l'acqua è nascosta. Cioè l'acqua non si vede, non è stata valorizzata, è una città d'acqua, quindi valorizziamo la città d'acqua con dei servizi, perché non può essere solo navigabile. Posso fare una domanda che ti metterà in difficoltà forse? Lei lo sa quanti corsi d'acqua in chilometri ha Padova e provincia? Ma non ho idea, sarà un numero mi esagerato. Mi dia un numero, poi le dico qual è esattamente. Ma in chilometri, corsi d'acqua... Padova provincia. Ovviamente 100 chilometri, 4.000 chilometri. Padova non lo sa nessuno, Padova è provincia, perché si mette tutti i canali, 4.000 chilometri, 4 volte l'Italia. Cioè è una cosa, giustamente diceva, una città d'acqua, 4.000 chilometri di canali. E molti di questi canali sono stati anche chiusi, tombinati. Si arrivava fino in centro a Padova, fino sotto l'università, no? Si ricorda... Riviera Ponti Romani era un canale, insomma, abbiamo immagini. Una volta faremo una trasmissione sulla storia di Padova. Venezia? Era una piccola Venezia. Una piccola Venezia. Comunque noi aiuteremo questo processo che è stato fermo da troppo tempo. Quando dico 4.000 km, la gente dice no, tu stai dando i numeri, informatevi, poi vedete se non è così. Ovviamente tutti chiusi, quasi tutti chiusi. Vabbè, staremo a vedere, però è una città d'acqua sicuramente. Cambiamo di nuovo argomento. Massimo Bitonci, una delle cose belle che ha questa amministrazione è che i cittadini sono felici, che una volta al mese il sindaco con i propri assessori va nelle varie zone della periferia di Padova e sente ad uno tutti i cittadini nelle varie problematiche positive o negative che essi siano. Sentiamo il servizio. Il sindaco ascolta. È l'appuntamento che si rinnova periodicamente nei diversi quartieri della città. Vede i cittadini protagonisti incontrare sindaco e assessori per metterli al corrente delle varie problematiche. Un'opportunità da una parte per coloro che, pur avendo la necessità di incontrare l'amministrazione, non possono recarsi a Palazzo Moroni, e dall'altra per avere informazioni puntuali sugli interventi da effettuare. E così nel settembre 2014 sono iniziati gli incontri. Uguale la formula: 3 minuti per le persone che si presentano singolarmente, 5 per i gruppi che condividono una stessa problematica. E sindaco e assessori ascoltano e prendono nota di ogni segnalazione, che puntualmente viene poi passata agli uffici competenti. Le problematiche dei cittadini spaziano sui più diversi argomenti, da quelli relativi alla sicurezza alle asfaltature, dagli impianti sportivi alle alberature, per citarne alcuni. Non mancano poi le persone che chiedono un aiuto per la situazione che vivono, o ancora c'è chi semplicemente desidera complimentarsi per quanto fatto. Ecco, la prima domanda, un'iniziativa davvero molto lodevole, Massimo Bitonci. La prima domanda, nell'ascoltare i cittadini avete anche risolto qualche problema che vi è stato posto? Ma io è una cosa che faccio, che ho un po' importato a Padova e che faccio praticamente quasi da 15 anni. Cioè nel senso che ho notato nell'esperienza amministrativa che il cittadino ha difficoltà nel
venire presso la sede municipale. Tante volte non lo fa perché, tanto magari perché il sindaco magari incute magari un po' di riverenza, un po' di timore, perché si dice ma tanto anche se vado a parlare col sindaco magari non mi riceve o non riesco a parlare. E quindi e questa è stata una mia idea tanti anni fa, quando ero sindaco di Cittadella, nelle frazioni, che ho cominciato a dire: ma perché non è il sindaco che va verso la frazione o verso il quartiere, nel caso padovano? E allora avevo cominciato così, anche presso le parrocchie, perché magari non in tutte le zone ci sono magari uffici comunali, magari presso anche le scuole. L'ultima volta siamo stati una di queste volte siamo stati anche presso gli uffici dell'ENAIP, che ringrazio perché ci ha messo a disposizione gli uffici, anche quindi strutture pubbliche, certo, che però mettono a disposizione, benissimo. È cominciato questo percorso, direi molto positivo, e non riuscirei a fare a meno. Ve lo dico perché è una cosa per cui quando io finisco un incontro, la mattina quando arrivo in ufficio a Padova, dico allo staff, alla segreteria: dove e quando facciamo il prossimo incontro? Abbiamo ovviamente una mappa con le bandierine dove siamo andati e qual è la data dove siamo andati all'incontro, e vediamo, qua non siamo andati, andiamo qua, cerchiamo una cosa, un'aula, una struttura pubblica, anche presso una parrocchia. Se fosse la bella stagione assicurata lo farei anche all'aperto, che questa è una cosa anche positiva, e si riceve i cittadini. I 3 minuti non sono mai 3 minuti, questo è chiaro. I 3 minuti sono 5, i 5 diventano 10 o 15, ecco, perché dopo quando ti parla una persona non è neanche bello. Però hai raccolto delle idee e... Tutto quello che mi viene detto viene segnalato agli uffici, viene effettuato un report, c'è un contro-report che mi viene fatto agli uffici. Ovviamente molte cose vanno alle manutenzioni, quindi attraverso Alain Luciani, l'assessore Bottona, le manutenzioni, perché maggior parte delle cose, direi l'80%, sono manutenzioni, sono il lampione, l'asfaltatura, il marciapiede, così. Quello è il core business delle cose che vengono chieste. Perché questa è la poi realtà. Ritorniamo alla città. La cosa più buffa che ti è stata chiesta in questi incontri, al di là delle cose serie, istituzionali che ci sono, c'è stato qualcuno che ha fatto una richiesta buffa? Non so. C'è qualcuno che viene anche per consegnarmi un crocefisso o una foto. Cioè, all'ultimo ricevimento abbiamo fatto, un cittadino mi ha portato una bustina, me l'ha fatta aprire e c'era una foto di mio papà a Padova, quando giocava a pallacanestro. Mi ha fatto ovviamente gran piacere perché mio padre poi è scomparso tanti anni fa, ecco, e giocava a pallacanestro con la Sacro Cuore su un campo in terra battuta, e mi ha portato io non l'avevo mai vista perché io ho una collezione delle foto, e mi ha portato questa foto di mio papà, ha detto: questo era tuo papà, e che giocavamo quindi vengono anche per cose... diciamo, o per farsi una foto o per consegnarti, come dicevo, una catenina, cioè, o una cosa, però fa parte del ruolo del sindaco quello di ascoltare le persone per qualsiasi cosa. E vengono anche, e che serve giusto, anche quelli che ti contestano? Vengono anche persone che non sono d'accordo sulle cose che faccio, però devo dirlo, e qui li ringrazio se stanno ascoltando questa trasmissione, che tutti in maniera estremamente educata. Non ce n'è stato uno che sia entrato urlando e così. Vengono, mi dicono che non sono d'accordo, certe volte anche dei ragazzi magari che dopo capisco che sono dei momenti studenteschi e così, in 3-4 mi dicono: lei sindaco questo, non sono d'accordo, io gli spiego, mi danno la mano e escono. Cioè, un rapporto veramente molto educato, dignitoso da parte delle persone, che è impensabile in altri ambienti, devo dirlo, cioè impensabile, e questo lo notano anche i giornalisti quando vengono, che comunque la gente magari ti porta la raccolta firme, deve protestare per una cosa e così, però lo fanno in maniera molto educata, che è anche di aiuto poi per il comune. Ma che è estremamente d'aiuto, perché poi mette nella condizione l'amministrazione di prendere in considerazione qualsiasi richiesta. Solo asfaltature o la sicurezza invece nessuno? Molti per il tema della sicurezza. Anche la sicurezza.
cioè ti indicano posti, parcheggi, luoghi, e io prendo nota e dopo mando la pattuglia, mando a fare la verifica, case occupate magari da persone sovraffollate e la facciamo il controllo. Con questo sistema si riesce anche a monitorare. È un monitoraggio eccezionale del territorio. E quindi davvero è di grosso aiuto, è un dispendio di energia ovviamente. È un dispendio positivo di energie, positivo. Massimo, tra poco ci sarà la Radio Sherwood allo Stadio Ugario, lì è tutto a posto, non ci sono problemi con... Chi abita all'intorno deve sapere che per la prima volta in questi 2 anni l'amministrazione ha, tra virgolette, costretto l'organizzazione a un contratto scritto. Quindi abbiamo un accordo scritto dove ci sono tutta una serie di prescrizioni che ogni anno diamo e in base all'esperienza dell'anno scorso ne abbiamo date di ulteriori anche quest'anno, gestione di parcheggi, gestione del personale, pulizia, rumori, chiusura della musica, orari, cioè prima era una cosa, va bene, ti do la concessione e un po' è un mondo per conto tuo, mondo a parte, però io siccome so che i padovani, i ragazzi padovani e non, hanno esigenza di avere un luogo dove si possa fare musica di qualsiasi tipo, io ho dato l'ok ancora alla manifestazione, però dietro un contratto scritto con dei termini e una fiduzione che ho voluto in modo che se ci sono dei danni c'è la fiduzione a copertura. Penso che questo sia stato apprezzato dalle persone che abitano là intorno, che ovviamente subiscono un po' di disturbo di quiete pubblica durante la manifestazione. Prima di concludere, un altro ragionamento che si fa la gente, Massimo Bitonci, sono il parco giochi, le giostre in Prato della Valle e in Piazza Rabbi quando c'è il periodo del santo, praticamente questo periodo. Dicono in quella zona oramai non si può nemmeno più andare alle giostre perché ci sono tutti extracomunitari, tutta cattiva gente, non c'è giorno che non si eviti una lite, una baruffa e sì che c'è anche il comando di vigili lì vicino. Ecco, si può migliorare questa cosa o è di difficile soluzione? Ma si può migliorare con la presenza della polizia urbana. Devo dire, e questo lo dicono i cittadini, che Prato della Valle è diventato nuovamente il giardino della città, nel senso che a differenza di qualche anno fa dove la gente non andava per problemi di spaccio, di delinquenza così, adesso io vedo un fiorire di ragazzi che vanno a correre coi patini, a passare, a chiacchierare. No, questo è vero, questo è vero. Cioè è diventato veramente un giardino importante della città dove noi continueremo a fare manifestazioni, perché nonostante alcuni vincoli che ci mette continuamente la soprintendenza che dice che è un disegno, per cui però noi manifestazioni ne continueremo a fare perché una città vive e vedere settimana scorsa tutti i mezzi dell'esercito e il comandante che mi diceva ma avete una piazza che è una roba fantastica, io gli ricordavo guardi che è la seconda d'Europa se consideriamo Mosca e quindi Piazza Rossa a Mosca, in realtà è la prima d'Europa, questa come dimensioni, si può fare di tutto in Prato della Valle, quindi qualsiasi manifestazione può essere fatta e noi continueremo a fare manifestazioni in Prato della Valle. Dopo c'è il tema delle giostre, tema anche questo caro alla città, nel senso che comunque ci sono cittadini che vanno, non sono d'accordo sul fatto di spostarle, cioè di spostarle su un altro ambito cittadino, si era pensato di spostarli magari in un'altra zona o l'ex Foro Boario, ecco, con il Corso Australia. Però io sono d'accordo che rimanga là, ovviamente cercheremo di aumentare i controlli per questi problemi di sicurezza. L'altra cosa poi, anche qui bisogna riconoscere l'assessore Mosco, insomma, Piazza Rimitani, d'inverno, d'estate, i francesi che arrivano, la pista di ghiaccio, insomma, si sta rivalutando anche quella piazzetta che era lì praticamente quasi sempre desolatamente quasi vuoto, oserei dire come termine. E 2 anni fa abbiamo avuto questa idea, in realtà l'avevo già fatto quando ero sindaco di Cittadella, della pista da ghiaccio, ha avuto subito un successo enorme, devo dire, ma lo sapevo perché quando l'abbiamo fatto a Cittadella ha avuto un successo enorme, quest'anno è stata replicata, ha avuto un successo enorme anche quest'anno,
La gente di Piazza Remitani mi diceva ma facciamo qualcosa anche in Piazza Remitani, quindi con l'assessore Mosco è stato detto facciamo nelle piazze, decentriamo anche dei mercatini, quindi i mercatini del biologico, i mercatini, ecco. Vedo che sta avendo un ottimo successo perché abbiamo varie piazze, bisogna ogni tanto cambiarle. Mercatino, chiudendo la trasmissione, mercatino sogno di questa serata, mercatino in piazza Eremitani, poi si va a vedere ovviamente si vanno a vedere gli Scrovegni, si fa la passeggiata nei giardini, si passa il ponte, si va nei nuovi giardini di Piazzale Boschetti e si fa una biciclettata, una camminata fino al portello. Chiudiamo così questa serata. Chiudiamo così. Guardando in grande, ovviamente non che non lo facciamo, ma lo facciamo, mi pare chiaro, con questa trasmissione se vi segue capisce che noi non guardiamo al di là del naso, ma guardiamo insomma a progetti importanti per la città. Considerate che ci sono 1,5 milioni per l'illuminazione delle mura e 4,5 milioni quest'anno di progetto mura che va avanti, quindi questo si collega tutto con il camminamento degli 11 km delle mura di Padova. Non sopra come cittadella. Progetto, e queste sono mura del 1500, non del 1200, quindi non hanno, e siccome il sistema difensivo a seconda delle epoche storiche è cambiato, nel 1500 le mura erano più tozze e più larghe perché ovviamente c'erano le bombarde, mentre nel 1200 c'era l'arco con le frecce e quindi era diverso, e quindi abbiamo delle mura diverse che però possono essere valorizzate utilizzando i terrapieni, cioè il fatto di poter percorrere le mura attorno, sopra, sui terrapieni. Siamo in conclusione, così mi è venuta l'ultima domanda spontanea, il pensierino della sera? No, è che stiamo lavorando in maniera molto intensa e alcune cose si sono viste, però diciamo che la parte più produttiva arriva adesso, cioè nel senso dopo la fase di programmazione e la fase in cui abbiamo iniziato le gare e così, i cantieri li vedete sorgere adesso e penso che questo farà piacere alla gente. Se i cantieri daranno un disturbo o le rotatorie o le piste ciclabili, pensate che stiamo lavorando per la cittadinanza, non certamente per i nostri interessi personali. Bel cartello, lavoriamo per voi, non è una brutta idea magari. Esatto. Grazie Massimo Bitonci, buona serata. Buona serata a tutti. E buona serata ovviamente anche ai nostri telespettatori, buonanotte.